secondo me che era una schioppa di scrittura che... Ti sentono, se parli. L'ho detto. Buongiorno, sì. Arrivederci e grazie a tutti. Grazie di aver visto questo unboxing. Allora, ciao Marco. Allora, per fare questo unboxing serve un sottofondo musicale. Avevo pensato a questo qui. Ora lo mettiamo. 15 grandi successi. Ciao Andrea. Questo è Freeway. Ecco, ci andiamo a sentire qualcosa. Ci stanno pure gli haha qua. Tacci. Non mi va di farlo fatto da te. Ciao. Allora, già l'ho messo qui. Eccoci qua. Abbassiamo un po'? No, vabbè, sento che... Eccoci qua, pronti. Vabbè, lasciamolo. Non vuoi riprendere, Chiara? No, grazie. Allora, questo è lo scatolo che stiamo andando ad aprire. Questo è il mio solito coltellino. Eccoci qua. Mia figlia che se ne va. Ah. Va bene. Allora. Volevo levare ecco, leviamo le informazioni. Eccoci qua. Cosa ci sarà dentro questo scatolone? Eccoci qua. Cosa ci sarà? Guardate che imballo, ragazzi, da 10 e lode. Spettacolo. Questi me li tengo. Spettacolo. E qui ci è uscito questo. Tutto sto bordello, tutto sto scatolone per questo. Niente po' di meno che... Ah no, qua ci sta qualche altra cosa, si intravede qualche altra cosa. Mazza, pure qua. Il logo pure penso che si conosce. C'è un loghetto qui. Che cosa sarà? Che cosa sarà? Dai, si accettano scommesse. Avete visto il loghetto? Che c'è qui dentro a sto scatolone? In mezzo a tutti questi, che cos'è? Il logo ve l'ho fatto vedere, eh? Ciao Alessandro, ciao Roberto, che può essere? Vabbè, andiamo avanti, va. Andiamo a vedere un'altra scritta. Basta. Spettacolo, comunque, un ballo a prova di bomba davvero. Bello, bello. Ciao Pietro, allora faccio rivedere il logo così mi dici secondo te che c'è qui. Allora, facciamo vedere il logo. Logo. C'è il logo.
Che c'è qui dentro? Ecco, mi alzo così si vede dall'alto. In mezzo a tutti questi polistiroli che mia moglie mi arresta proprio, mi caccia di casa oramai. Che ci sarà mai? Vabbè. Sballo, sballo. Vabbè, va. Lo levo. Che facile non è con una mano sola, eh. Eccolo qua. Mazza, davvero in condizioni perfette, eh. Mo vediamo subito, ma che spettacolo, ragazzi. Devo stare attento a non fare danni. Eccoci qua. Allora, questo che vedete è un amplificatore modello SUX 990D, dove D sta per digital. Ok? La musica che sentite attualmente viene da questo stereo qua, e questo è l'amplificatore, che è un Technics SUX 950. Allora, questo, come vedete qui, è in classe A, quell'altro è in doppia classe A, per questo l'ho comprato. Per il resto sono uguali. Ciao Luca, ciao Mimmo. Adesso mi toccherà smontare tutto questo armadillo e tutto questo mobiletto dello stereo per poterci mettere questo, che come leggete qui è in doppia classe A, classe AA. È uno spettacolo. Ovviamente anche questo supporta il telecomando, che io già ho, perché questo viene comandato dalla radio, dal tuner, e questo è il telecomando. Vedete? Ok, questo è il disco che stavamo ascoltando. Come ho fatto vedere all'inizio della diretta è questo, Freeway. Ciao Simone! E così passo di qualità su questo impiantino. Ovviamente l'equalizzatore ci ho rimesso quello suo, diciamo non è il suo originale, perché il suo originale ce l'ho giù. Questo è l'SH E85, perché questo è un Digital Space Control, è un sound processor, non è un equalizzatore normale, ok? Quindi aspettate che levo il flash. Questi equalizzatori mi piacciono sempre tantissimo, ma soprattutto questo, che da questa parte qua c'ha tutti i controlli per quanto riguarda, diciamo, i vari echi e riverberi. Da quest'altra parte qui, dove sto indicando adesso, c'è invece l'equalizzatore. Ok? E questo è il solito Quartz System, l'M5G, con cui io sento tutti i dischi. Momentaneamente mi accontento
di questo impiantino con le casse Technics e RCF. Sotto quelle grandi sono RCF, queste, e quelle sopra sono le Technics. Ovviamente questo è il canale sinistro e dietro di là c'ho il destro più lontano. Ok, qui non penso ci siano altri cavi nascosti. Questo è il pacco, bellissimo pacco a prova di bomba, veramente devo fare i complimenti al venditore. Altri cavi non ne ha trovati, quindi non me l'ha mandati, va bene, non fa niente, si era detto che andava bene così, va bene così. Mo mia moglie se trova sta roba mi mangia, quindi devo far sparire tutto. Forse l'unica cosa che tengo sono quelle basi di polistirolo che mi possono essere utili. Ok? E allora la prossima diretta che farò sentirete la musica che proviene da questo amplificatore, non più da quello. Quello viene a finire in camera da letto. Va bene. Anni 80 ovviamente, Freeway, ve la faccio rivedere. E questa tra l'altro è molto buona questa compilation perché sono tutte separate le canzoni, quindi si possono utilizzare separatamente, non sono mixate, è solo una compilation non mixata. Vedete qui che dice UEA 1988. Che ricordi ragazzi. Ciao Alexandra, ciao Antonio, hanno un po' di saluti. Io ho voluto, Simone, ho voluto prendere quello in doppia classe A, mi è capitata un'occasione e quindi l'ho colto al volo e ho fatto il passaggio, perché io, lo sapete, mi piace spendere poco su queste cose, che poi vedo a quante se le vendono. Cioè è pazzia, io invece mi piace spendere sempre poco. E questo è You Came, Kim Wilde, per chi se la ricorda. Mamma mia che spettacolo. Questa sulla spiaggia la mettevamo sempre. E stava pure sulla compilation che si chiama Azzurro 88. Sempre degli anni 90, Technics, rigorosamente Technics. Finito questo brano ci salutiamo e provo a montare questo amplificatore nuovo.